Agosto si è chiuso in maniera ottimale, diciamo che abbiamo mantenuto i numeri del 2022 e quindi siamo più che soddisfatti. C'è stata una lievissima diminuzione di circa 1-2%, però rispetto al 2019 che già avevamo considerato anno eccezionale, un più 5% ci ha gratificato totalmente. Adesso si guarda naturalmente, diciamo così, alla terza parte della cosiddetta stagione, quella di settembre. I primi 15 giorni cosa ci dicono? Ma sicuramente ottime anche le previsioni per i primi 15 giorni, siamo in linea completa con i dati, quindi 65% di tasso di occupazione del 2022, questo anche grazie a tutta la serie di eventi che sia l'amministrazione comunale sia il consorzio di promozione hanno posto in essere. Sicuramente si prevede un ottimo settembre, il tempo è cambiato, abbiamo il sole e quindi sicuramente anche il meteo ci favorirà. Il brand Jesolo, nonostante sia una città matura, si è sempre dimostrato all'altezza del nome che porta, quindi la riclassificazione degli alberghi, la qualità ha sicuramente pagato, come ha pagato la promozione che abbiamo effettuato a livello europeo, perché abbiamo visto il grande ritorno dei tedeschi, degli austriaci, ma soprattutto dei paesi dell'est, quindi anche tutta la promozione che è stata fatta in quei paesi è sicuramente stata premiante e gli eventi fanno indubbiamente la loro parte. Siamo partiti con l'Ironman, con l'Half Marathon e questo ha favorito i periodi di maggio-giugno quando il tempo non è stato dei più clementi. Adesso a settembre ci riproponiamo con eventi anche a carattere internazionale e soprattutto sportivi che sicuramente ci gratificheranno completamente.